Ciao belli e ciao belle, preparatevi, oggi vi faccio un video altamente divertente. E niente, oggi andrò a degustare questo prodotto che ho acquistato al Tosano, mi ha buttato, no, al Prix, no al Tosano, al Prix Sparkling Chupa Chups, non ne conoscevo nemmeno l'esistenza, gusti strawberry, mamma mia. Strawberry, mamma mia che pronuncia ragazzi, and cream flavor, fragola e crema, un gusto, beh, per me che sono anche patito del dolce potrebbe anche piacere. Bevanda analcolica gassata, il gusto di fragola e panna, 250 ml. Va bene, andiamo a provare ad annusare il profumo intanto. Mamma mia che buono, dolcissimo, infatti mi sa che sì, da partito del dolce, però forse questo potrebbe anche esagerare. Caspita, oh, tipo Chupa Chups, versione liquida, oh mia che buono. No, penso la bevanda più buona tra quelle che ho degustato finora, d'altronde avrà una quantità di zucchero non indifferente. Oh, vi consiglio di provarla perché non è neanche troppo dolce, cioè, pensavo peggio anche sinceramente, anche come quantità di zucchero. Cioè, devo dire che è un giusto compromesso tra gasato, dolce. Veramente, se dovessi dare un voto darei, penso, un 8,5. Mm. Non saprei come migliorare, secondo me potrei dare anche 9 perché non saprei come si potrebbe migliorare ancora una bevanda così. Senti il gusto della fragola neanche troppo, il gusto della crema abbastanza. Chapeau, mi tolgo il cappello veramente. Oh, devo dire tanta roba. Non sarà salutistica appunto come bevanda, però per una giornata a sgarro questa qua è neanche tanto sgarro dopo tutto, ripeto, avrà 125 calorie, number one. Voto, confermo quello che ho dato prima, 9.